in Germania. Eppure non l'ha fatto. Sa ben lui perché. Reumatismi, dice, ma lo sappiamo tutti che mente. Non è una faccenda di umiltà o qualcosa che c'entri col lavoro. Ormai sono anni che vive in pensione. Dolfo Schneider non è qui per il tempo, l'artrite e nemmeno per i figli, che stanno tutti su a Norimberga. Dorme con noi nella tenda, perché cerca i sassi, mica delle pietre qualunque, proprio le sue, quelle della casa, che aveva in selva. Se guardi in alto, dove prima c'era il paese, ci vuole poco a capire. Basta seguire la linea della montagna. Ci stai un po' su con lo sguardo e lo sai. Le pietre di Dolfo sono finite sopra tutte le altre. Magari stanno in mezzo a quello che resta del muro di Gaudo del bar, oppure dentro la cantina di Sergio, l'infermiere. Va a sapere tu. Forse qualcuna è perfino rotolata giù dal pendio. Difficile scoprirlo adesso, in mezzo a tutta questa polvere. Tu la sesta, dice sempre Dolfo agli alpini che vogliono liberare la strada a colpi di ruspe. Spiate già un momento. E quelli lo ascoltano, si fanno da parte. Col nostro comitato, un po' di cose, abbiamo cominciato a farle funzionare. Ci aiutano in tanti, gli alpini, i pompieri e un sacco di volontari del Friuli, insieme a tanti altri che arrivano da ogni parte d'Italia. L'altra sera, quando tra le tende sono spuntati gli sloveni e pure qualche bosniaco venuti a dare una mano con la cucina da campo e a capire dove si potrà mettere su delle baracche in legno per l'inverno, il padre di Watts si è avvicinato tutto fiero a Donezio. Ecco, ha detto, Veluca, il proletariato internazionale. Ah, sarà anche così, ha risposto sorridendo il parroco. Basta mettisi d'accordo. E quello che per te è comunismo, a me pare carità. Non siamo soli, ma intanto la terra trema ancora. Scosse di assestamento. Watts, il Fidel Stradini e io, in una notte siamo usciti dalla tendopoli e approfittando della luna piena siamo tornati in paese. Da dove ci hanno messi adesso, fin su a casa, saranno 20 minuti a piedi. La strada passa vicino al campo sportivo e poi butta nel bosco. Watts voleva portarci prima dietro a quel che resta del suo garage, là dove tiene le sigarette e qualcuno di quei giornalini che non si deve. Ma il Fidel Stradini l'ho messo a tacere con 4 parole. Non sono giorni per le cazzate, ha detto. E nella voce, in quella voce aveva il tono amaro di un adulto, la forza disperata di chi non sa più come fare a vivere di nuovo. Fino ad allora non me ne ero mai accorto, ma appena sono entrato al Seupa ci ho visto chiaro. Le nostre case e la luna stavano insieme in un modo che non tornerà mai più. L'ombra e la luce sono cambiate per sempre. C'è buio dove prima usciva Bagliore e ogni muro squarciato, ogni grondaia a penzoloni si proiettano sugli orti con un ghigno che gela il sangue. Stavo giusto pensando a questo quando dietro le macerie dell'osteria sono quasi finito addosso alla carriola di Dolfo Schneider. «Ce fa seso, caca, dai! C'ha lì la lune!» Ho risposto, io svelto. «Aie bene!» Ha sorriso Dolfo, tirando una pietra contro la notte. A sommes quasi, che deprime. A dire il vero, mi sarebbe piaciuto dirgli di questa storia della luce che cambia, ma ho lasciato perdere. Non mi è sembrato proprio il caso di mettermi a parlare di ombre. Da quella notte del 6 di maggio era la prima volta che lo vedevo sorridere. Ci bastava un prato, Maurizio Mattiuzza. Since che calzone che può
Sono interrotti i collegamenti e non si vede nulla in mezzo al buio della notte. Le truppe che difendono il Monte Rombon rimangono isolate e per evitare di essere accerchiate ripiegano su Sella Prevala. C'è uno strato di neve che te lo raccomando, ma Candido e Vittorio riescono a unirsi a loro. Camminano con 50 kg sulla schiena, affondano ogni passo nella neve fresca e devono estrarre la gamba con le mani per poi metterla davanti all'altra. Dalla bocca escono sbuffi di vapore freddo che sembrano fumo di sigaretta. Ogni tanto uno chiede all'altro se c'è ancora e l'altro risponde di sì. Poi, improvviso, arriva l'ordine di ripiegare. Candido e Vittorio si guardano, non sanno cosa fare. Ma quando arriva un ordine in mezzo a una guerra, non è che ci si pensa troppo. Si esegue in silenzio, perché se pensi sei morto. Se tentenni, se alzi la voce, se vuoi chiarimenti, allora la guerra non fa per te. Nel pomeriggio, a Sella Nevea, le truppe austriache travolgono i pochi rimasti. I difensori di Sella Prevala, isolati, senza più cibo e senza pallottole, non potendo più scendere a valle, ripiegano con una lunga marcia nella neve fresca attraverso tutto il costone del Canino in direzione del Monte Sarthe. Per la prima volta, dopo mesi, un maggiore della brigata divide Candido e Vittorio. Lo fa senza pensarci troppo, sostenendo che uno di loro serve per quelli che approdano a chiusoforte e l'altro deve andare col resto dei soldati. Il maggiore non scherza e ordina ai due di separarsi, che non c'è tempo per gli addii, e ci si troverà tutti giù alla forchia di Terra Rossa, di lì a poco. Si salutano, dandosi un buffetto sulla guancia. Vittorio viene catturato insieme a moltissimi altri. Saranno un centinaio di uomini, fiaccati dal freddo e dalle notti insonni. È una disfatta di proporzioni mai viste, una di quelle parentesi dentro una guerra che passano alla storia. Vittorio ha solo fame e vorrebbe una coperta di lana per coprire il corpo che trema. Solleva la testa dal buio e si sgranchisce per quanto può gambe e braccia. Tocca la spalla di quello davanti, che si volta con un muso incattivito. Chiedo se qualcuno ha visto Candido, il ragazzo di Treviso. Quello che si mangiava alla fine delle parole. Quello. L'uomo bussa la schiena di quello davanti e quello davanti fa lo stesso. Così si propaga la domanda di Vittorio, sottovoce, al riparo degli sguardi degli austriaci che fanno da guardia. Passano minuti, forse mezz'ora, e nulla rimbalza indietro a Vittorio. Il ragazzo di Treviso non c'è. È sparito insieme a un'intera brigata. Per quello siamo qui. Gli austriaci li stanno cercando dappertutto, ma quelli sono svaniti nel nulla. Vittorio, di Candido, non saprà più niente. Solo che da quel momento in poi ha inizio la leggenda del battaglione fantasma del Monte Canin. Nessuno degli uomini scomparsi tra la nebbia farà mai ritorno. Mancheranno all'appello 22 soldati, mai più ritrovati, nemmeno nei mesi estivi, quando la neve scioglie e i corpi tornano al sole. A quanto siamo qui? In che senso? Quanto siamo in alto? Lessi la carta e indicai il punto che segnava la Sella Villa Page a 2050 metri. Lui sorrise e si sollevò stirandosi le gambe, rimestò con lentezza nella tasca dei pantaloni e ne uscì una sigaretta sciolta e un pacchetto di fiammiferi. Lo guardai stupito, come un figlio quando sorprende un padre trasgredire una regola, un ribaltamento innaturale, un'inversione di ruoli non prevista.
Non posso salire di più, disse guardando in alto la cresta del Canino. Guardava fisso davanti a sé, con un filo d'erba che passava tra le dita. Ti ho detto una bugia, disse. Che bugia? Li ho sentiti, i passi del battaglione. Non respirai. Li hai sentiti o anche visti? Ho sentito gli scarponi marciare, in modo chiaro, non ci sono dubbi, Pietro. E quando si sono allontanati, li ho sentiti intonare una canzone di guerra. Perché non me l'hai detto? Chiesi. Non è facile credere a certe cose, Pietro. Tu pensi veramente che esista il battaglione? Non lo so. Ma tu non pensarci, sono storie inventate. Rimanemmo in silenzio per un po'. Poi mio padre si alzò. Lasciò il sasso su cui si era posato. Scendiamo, mi chiese. Scendiamo, sì. Uscii dal forte. Rimase a guardarsi attorno in silenzio per un tempo lungo. Vai avanti tu. Io ti raggiungo con calma. Ci vediamo alla funivia. Allora io puntai il cannocchiale verso la cima del Canì, poi sul Monte Forato, poi ancora sui monti a fianco e poi di nuovo sul Canì. Cercavo uomini in fila a camminare. Il punto alto della felicità, Mauro Daltini.
La svalise di un emigrante. Non han perciò stente, ma speranza. E speranza la sos mans. Ma solo la prima svolta. Dopo il suo nome, emigrante. Al devente il suo mistero e all'impara che non va per vivere, ma per non morire. La svalise di un emigrante, Leonardo Zanger. Passata la stazione di Reane, Eliseo a tirare giù la valise di fibre e si inviate bande di pointe. Gli smontai su lì e domandai al controllore. Eliseo, al fase moto di sì col chiave. A suo nome Cink. E legge scur come in voce al zontale ferroviario. Un viaggio, disse Eliseo. Il treno al correva come il vento e si sentiva l'aria de corse e gli sruedi scacciulavano sugli sinis. Ma dopo 2 minuti, a lei pluri a plank e di poco si fermava un'altra volta. Il controllore al verzè la quarta e salta giù sul pedrato. 30°, stazione di 30°, al verghelato. Eliseo, e lei da ora. Poi anta plank e pis sui scialens. Si cialà, dall'intorno, come se sperasse che qualche lunga fosse lì a spietare. Quando l'era innanzi a un piano, allì era un freddo, mortale. E la guerra e sofflava attorno alla stazione e businava gli enfri ravazzi dai morars come un'anime in pene. Il controllore al torna su e il treno al partirsi di là. Eliseo si fermava già l'aro finché i ferrai fossero discompariti dal tutto, da urli una voltata. Poi dopo, a girare le spalle e si inviati a palla a Pontepane, si rende camminare più svelta al podere per saldarsi un po' che pesi. E a mano che Eliseo arrivava d'ogni dal stradone, i suoi diventavano più fuarsi, più fissi, macchine e camion, arrotolavano via fuori, e le luci dai ferrai afforavano il scuro degli occhi. Eliseo si spietava che fosse cresciuto della confusione, anzi, era la chiesa che lo aveva impressionato più di quanto lo aveva immolato fuori. Ma lì gli pareva di sicuro più di strani, perché che si visava di suo modo caliere in stradone, anche lui lo batteva di gnotto col suo chiaro. Al traversare, e attaccava la ride di Montegnano, la valese pesava, e ascoltava e passasse ogni momento una mano a che altre. Girate la fontana, Eliseo vedeva una frascia parzore di una parte. Al montare sui 3 scalini e percebe parte averis che facesse glinghinare 4 o 5 volte sul campanello platato. Buone sera, disse Eliseo. Buone, rispondeva lo stile, ben chialando fisso. Eliseo si tira d'ogni una vecchia stue di modons e si scalda in mano un momento. L'ambiente annasava di tabacco, di salame e di vino. L'uomo si accorse che aveva smangiato un'intura e bocciate. E così, al meteo di soschiartis, fredde, però, al di sé, ficciarsi di mano sotto il braccio. Lì è la sua stagione, disse Eliseo. Il ambasciatore permette anche sotto i denti. Cristo, mi pare, non sono neanche sì. Allora un taglio di neri. No, se volesse, o prepari un pagnotto col salame. No, vonde dal vino. Intanto che Eliseo al bevere del plank, al vini dentro un altro avventore, un uomo con i moschetti grigi e la pelle coppe piene di critturis come un coreano vecchio. Ma che lì, non iso l'Eliseo, al di sé allo stirpe velando tra i denti. Eliseo cui? Eliseo c'era d'oro, non ti visi tu? Che il bulo di Chiassano. Cristo, alla di essi proprio lui, mi pareva di conoscerlo. Eliseo, al sintaia subito che fevelava in di lui, e ascogniva la via, anche salire strada, e lì, dal chiaro, si era sentito un evore mio, al paiare il vino, e a salta fuori dall'osteria. E se ne aveva che come al fosse manco il freddo di prima, di sicuro per via che l'era stata dal chiaro, e che gli enfri di chiesa la buera di bocco non si sentivi le gnance. Attraversare il paese a plank, col suo passo misurato. Ogni 100 metri, una lampadina inviava un cerchio di rosore su la strada. Fin fuori dal paese, non c'è nessuno, dove un contadino che cioncionava di che ore con la massaglia era a massa di un morale. Il colps suonava in lontano, per via dall'aria secca e dal zitto degli occhi.
ribatte crosere, si fermò. La buera era colata. Appareve che si fosse indormidite e che si sveasse come ogni tanto, per giornacoli sobbugati, srabbiosi, slivis e immorars. Eliseo aveva fame. Al tiro fuori da valise l'ultimo tocco di una pagnocca grande, comprata a Napoli la sera prima, e si metteva a mangiare. Al sentiva il freddo entrare dai West lui di prima, e al pensare che le regnolose si fermava in tosteria di Montegnano. Come gli dispiaceva di essere schiampato via, dove quel sospetto che lo avesse inconosciuto. Ma oramai ali era per strada e l'unica era di arrivare fin a tre. Carlos Gorlon, prima di sera.
Il mondo si viaggiava a une brame lontane, laiù, all'era il mare, una striscia di celeste che esplosive, massimo dopo plot, a chialare dal cook di Cleve. E di là dal mare, i bastimenti erano partiti, in Africa, in America, il mondo, tutto il mondo di là dal mare, e i furlans al mondo. Erano venuti fin dall'America a Cirio, quando partiti per l'America. E io salutavo i due per strada, sui balconi, sui poioi, dentro i desquartis, coi risiei sulla mano, voltansi subite di che altre bande. Il treno all'era pieno di sventura, ma nessuno chiantava. Era tutta una confusione di masche sventolate, di jazz di fuori dai balconi. Ma come nessuno chiantava. Il treno al partire. I femmini sciigavano in corrida ora con i loro bracci sparati. A partire, a disevano i viei con il dolore da voce. A partire così, come chiar giovani di uè, a son piardosi. Non partisse in nome col quarto. Bisogna avere sul cuore un po' di tiare native e di guardare a sentire vive, chialde, come un'ala di cuore. Ma è un'altra qualità di tal mondo. Due compagni, senza una musa, senza una fisionomia, come che non fossero neanche figli dai loro pares. Dino Virgili, lager da Pildacleve.
viene la metiera a Samea Memari. Quando arrivi lassù, tu una giornata netta e fai a piedi la strada che ti smonta dalla crosiera fin sulla miduna. In Saint Memari. Dove chi guardi che prasma vi, i lenzi con la ramadura scarabici, la monca mostra nu, grispis e sclapadoris, e mi disleito un gusto sottile, lentele, come quando ti torni da via, e poi il ciao sulla spalla di Memari. Sotto al cielo, che stanno sul punto della miduna, è come un vellismato che si distira di un speech di che l'altro, alzo i gobbi starondis dai quelli, e mi fermi a deslidi dretti di me la pausa. L'aga, aven fuori dalle fuesi scuritis dai gorzi, a si slargia in branzi in barnemiz, e l'aria si implena di che ci si dà quiet. A lei qui, da che ciuluz, che me mamma ha tirato fuori la sua anima, e anche la sua musa ha ciappato il stampo di questa c'era. E lo capisco miei, aiutala, despuedana, tu ne di dubbie. Quando canai verta in tenerì l'aria stessa è piena, quando calpar che guarda invece è di smota, drenti e tutta viva. Amanda fuori, in qualche cova da piedi lenzi, una sola rosita plancia, con 5 fuegis venadis di rosa, e appareccia da livelli sfollis il tempo di risolì. Quando che la c'era Samea Memari, novella cantaluta. Alle divan friuli, che di fieste tutti viestis, cui profuns e i colori di una nuova stagione, o ben che tutti squindis, riempri un vel di fumate, che tutti indauris dut, dentro il fuoco di un'istante. Da urdes crepis vieris, de tos chiasis antiquis, o dai sepulcris blancs de tei simboli ignos, tu platis sotananzis, dal tip domes filiadis, che la tua inscia adunque i siei tormens. Vores, che si screas parter tiere striade unete di gloria, che pandes cence poris, il toiessi sacral, picciole, grampe ed univers, be fantimon, ai risultive de to storie e memorie, e alza il chia fadal, a ciriche rinasinze, che infin ti toglie. Franca Meinardis Petris, gran pute di univers. Questo mi fu dato dal mio grande chiaravi, lato poemo e m'arridato tutto un altri dal país. Io c'è multi che scurdelos dai colaschi al maià,
Quella sera Antonio lo condusse a Sterpa, in una trattoria sulle rive dello Stella. Il fiume, che nasceva da una risorgiva, proprio davanti alla trattoria faceva una curva e l'acqua verde, con i fili ondeggianti delle sue alghe, come chiome di donne appiattite dal vento, lambiva i tavoli di legno. Un'alta spalliera di pioppi li circondava. Ordinarono frico e trote affumicate. Parlarono con il gestore di quel dorato settembre che stava per finire, delle grillotte cantate dal coro di Roveredo, di un modo di cucinare le anatre, del tempo che veloce passava. Cominciò così il loro pellegrinaggio nella bassa. Dopo aver fatto l'amore nel gran letto bianco di Nespoledo, giravano alla ricerca di posti in cui cenare. Scovavano trattorie abbandonate fuori del tempo. Lentamente Marco si insinuò nei suoi ricordi, con una riluttanza che egli dentro di sé definì deliziosa. Antonia gli confessò di essere stata una bambina indocile. Portava sempre
casa il certo, le rospi nelle tasche del grembiule. Correva perdifiato nella giungla del mais, nascondendosi fra le pannocchie, e sua madre veniva spesso a cercarla. Certi pomeriggi Marco andava a prenderla in canonica, dove dirigeva il coro. Udiva i ragazzi impegnati in uno spiritual e poi le antiche cadenze di un canto gregoriano. Per evitare la casa di lei andavano nei piopeti. Ce n'erano di magnifici sulla strada di Portogruaro. Si straiavano fra gli alberi in una fragranza di erbe bagnate. I pioppi formavano lunghi corridoi vegetali, come le navate di una chiesa, e al termine di essi, oltre la linea boschiva, un quieto sole giallognolo apriva la vista sulla pianura. Quel giorno, in un giaciglio di rametti e di foglie, si toccavano pigramente. Lei rise. Siamo ritornati ragazzi, disse. Beh, non siamo ancora da buttare via. Questo andare per i prati, aggiunse Antonio, sono cose che si fanno da ragazzi. Ma tu, per me, sei sempre un'infanzia. Voglio dire che mi hai fatto tornare indietro negli anni. Quanto tempo hai? Bisogna avere molto tempo per inventare queste cose, disse Antonio. Vorrei che mi credessi. Cercherò di spiegarti meglio. Ti sento vicina, dalla mattina alla sera. Mi cammini sempre accanto, mi tiri una manica della giacca, sorridi della mia compagine mentre guido la macchina, mi parli, ma non capisco cosa dici. Insomma, tu per me sei sempre qui. La casa nord-est, Sergio Maldini. Sta le lucia
assisteva mio quando era vivo il vecchio, al dis Gaspar, tornata al suo puesto dopo aver camminato attorno per chiesa. Sicuro, gli rispinti il camel, poi anzi dal settic che i frus hanno prato per fare il deserto. A sto di metti Peppino con che ca? Che era un uomo in gamba, aveva girato il mondo, a voi fin tre mai in Egitto, e anche a Parigi, mi pare. E di fatto a me mi acciolte e là in una bottega il soldatore Eiffel. Ah beh, sì, tutto sei francese, tanto che io napoletano, a riduce il becchiar l'età della manaria. Non il conto è là che ti compri, ma la persona che tu eri prima di diventare una statute. Io, tampardile, sarei sarmeno. E che i ca invece, a son dome l'offios, al fas Gaspar cambiando discorso. Là se sta che non si ne accorgi che no altri si corrin attorno all'appartamento via Pegnò. Ma vedo se tu dice che t'abbaiavi in sera. No, perché? Diciamo favelato, al domande Melchior sveansi di Bob. Dal fruttin, di Jesus. Ha creduto il pardabon che lui e Maria a fossi in Beyoncé coi voi celesti. Si rendese conto? Beyoncé come me? A riduce il marangon, che alla bottega d'ogni des Palmis. Ma se non si era costituito Galilei, dai ma ce vanno a fare a messe, a scial dal banco? C'è vostro, ma son frus, no? Si vio che Rudrina invece di stare attenta a smaltare con il smartphone, no? Alla normale, già. No, bielle la mia parigline, non è normale per noi, è tutto caso, al salte su Gaspar, sostanzi anche un tic. Che l'ha venuta ieri bionda e pardavò. Lo ha dite Dre, il figlio di Peppino, che alla passa 40 anni smigo i canaris. C'è sto di brontulato, mo? I fa smecchiare al camel, che hanno il tas mai une. No brontoli, rumii e resoni. E dice, dal fa, che poteva anche pies. Pensa se Dre al vendere seduto, o finivi in sparniciati di ogni banda e dopo passa 30 anni che sono insieme. Sarà l'offio, ma al mancul hanno stendo ad ogni tal chial, tal che una famiglia. Vabbè, che fura al se di fred, che non si discute. Ma tu ti metti il vieri, hai risposto tranquillo Gaspar. Che hanno altri stremadios, hanno sbandato prima dal giastiel di Erode e da spo non stirava d'ogni da capane di partì. Venga stai che pure Beppino aveva una cultura, mica come Sofì. Che alle cacce per esempio che ha fatto tutto un casino. Alle 20 di dicembre e no altri smagios si vezzari bas che di Jesus con la mercanzia, dai. A proposito di regali, la domanda è una più curiosa, no? Ma ieri sono sempre in tre, i tre re dell'Oriente. E tu l'hai che altri? Che il Dalao, Baldassar, al dismerchior con la voce rotte, che stanno a non venire. Gli ha già dato l'asime fuori e non si le sentiva di viaggiare. Dalla Persia fin qua a sognos senza dormire nell'us. Dis li robis c'è molto castan Melchior, al fas il camel mastianto ne fue. Baldassar, a respirare male anche i tempi di Peppino, ma le sempre venuti stessi. La verità è che Dre, chi stan, lo ha tornato a mettere tastiate e brontolante. Queste storie da Reneri, dal Presepi, alla ditta e alla sua femmine, ha avuto un'invenzione politica, sasto, i remadios, erano tutti e tre blancs come no, prove e domande a te. Al mangiare un re, Maurizio Mattiuzza. Allora, grazie a tutti, a Messi di Moschi che se sere e alle serate sono in Parfurlano.